Tragedia a Lusiana, nel Vicentino, sessantenne neopensionato muore schiacciato da un albero che stava tagliando in un bosco di sua proprietà a Vitarolo. Sono stati vani i soccorsi del SUEM arrivati sul posto. Pedemontana del Grappa flagellata da raffiche di vento, danni e paura, decine di interventi dei vigili del fuoco. A San Zenone degli Ezzelini, albero cade su un furgone, autista salvo per miracolo. A Servazzano rabbia e paura dopo la violenta rapina alla sala slot a colpi di fucile. Da ieri sera è caccia al terzetto di malviventi fuggito con 2.000 euro. Imprenditore rodigino nascosto in Messico, stamani nuovo messaggio alla sorella veneziana: mi hanno incastrato, venite a prendermi. Il video dell'assalto armato a casa sua. A 2 mesi dall'inizio del mistero di Cornuda trasformatosi in un delitto, la comunità chiede chiarezza su quanto accaduto. Vogliamo sapere la verità su chi ha ucciso Sofia, dice il sindaco. Schianto fra mezzi pesanti da 4 tra Porto Guraro e San Stino, tratto chiuso per oltre 2 ore, code e disagi per gli automobilisti oggi in movimento lungo l'autostrada. Una sculacciata data in ufficio, seppur davanti ai colleghi, ma con spirito goliardico e non sconfina nel reato. Fa discutere la decisione di un giudice di Vicenza che ha archiviato un'inchiesta a carico di un dirigente d'azienda. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Cominciamo, come avete sentito, da una tragedia consumata nel Vicentino nel primo pomeriggio di oggi, che ha dell'incredibile. Caduto a Vitarolo di Lusiana, sull'altopiano, un pensionato è rimasto ucciso da un pesante tronco di albero che lo ha schiacciato nel bosco vicino a casa. A Lusiana, comune dell'altopiano di Asiago, un uomo di 60 anni è stato travolto da un albero e per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Bassano, l'uomo stava tagliando alcuni alberi in un terreno di sua proprietà. Attorno alle 15, complice anche il forte vento che soffiava in quel momento, un albero di grosso fusto cadendo lo ha colpito in pieno, schiacciandolo. Immediato l'allarme lanciato dal fratello che si trovava con il sessantenne in pensione da poco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Vicenza e i sanitari del SUEM 118, che hanno però faticato a raggiungere l'uomo, caduto in una sorta di scarpata a Vitarolo, frazione di Lusiana. È stato così fatto alzare in volo un elicottero del SUEM, che però non è potuto scendere a terra a causa del forte vento. E così è intervenuta una squadra del soccorso alpino che ha recuperato il corpo del sessantenne. Non sarà necessaria l'autopsia, visto che la dinamica è molto chiara e la salma sarà così subito restituita alla famiglia, sconvolta per una tragedia imprevedibile e improvvisa. Altro incidente, questa volta invece miracolato, l'autista di un furgone che ha visto precipitare sul proprio mezzo un albero. Questa volta è accaduto a San Zenone degli Ezzelini, sempre in giornata. Pochi centimetri sarebbe stata una tragedia. Può dirsi miracolato l'autista del furgone che vedete in queste immagini. Il corriere è rimasto intrappolato tra i rami di una grossa pianta fatta precipitare improvvisamente a terra dalle forti raffiche di vento che dal primo pomeriggio hanno interessato buona parte del Bassanese. Qui siamo in via Sopra Castello a San Zenone degli Ezzelini. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 di Crespano, che fortunatamente hanno trovato illeso il conducente del mezzo, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il furgone dai rami. Problemi si sono registrati anche in altopiano con la caduta di piante e cornicioni. Molteplici gli interventi dei vigili del fuoco di Bassano. Un platano è caduto in via Scalabrini e il vento ha sradicato anche un olivo in via Bregata Basilicata, un altro albero in via Colomba. Calcinacci sono cadute a terra da una palazzina storica di via Barbieri, mentre una raffica particolarmente violenta ha ridotto così le pensiline della fermata dell'autobus al San Bassiano. Vigili del fuoco impegnati anche in centro studi, dove la bufera ha scoperchiato quasi 200 metri di guaina del tetto. I pompieri sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l'area, mentre le operazioni di ripristino della copertura sono state affidate ad una ditta specializzata. Mi hanno incastrato, venite a prendermi. Queste le ultime parole dell'imprenditore rodigino nascosto in Messico nel messaggio, un altro ancora questa mattina alla sorella veneziana. E poi ci sono quelle immagini tremende dell'assalto alla sua abitazione. Adesso sconto, stavo bene, però se sconto e niente, non voglio neanche i documenti, non voglio niente.
a scappare via. Eccole le parole di Alessandro Bozzato in uno dei primi messaggi audio mandati alla sorella Erika a Cavarzere la scorsa settimana e pubblicato dal Gazzettino. La richiesta di aiuto dell'imprenditore rodigino 52enne nascosto in Messico e che dopo aver rotto il silenzio di giorni, ieri, stamane ha mandato ancora messaggi audio e video. Dice di stare bene ma di essere sempre più preoccupato. Ha saputo che dall'Italia qualcosa si sta muovendo e questo gli dà speranza, ma teme di essere intercettato, per questo non dice dove si trova. Se qualcuno riesce a capire dove sto, sono finito. L'uomo non sembra fidarsi di nessuno in Messico, men che meno delle autorità. Un incubo che ha raccontato lui stesso in uno dei primi messaggi vocali alla sorella. Ho fatto socio con uno per comprare dei camion rimorchi. Devo comprare i camion rimorchi, ho speso mezzo milione di euro. E dopo è successo che questo qua era un delinquente e niente, che ha trattato di occuparmi per rubarmi skate. E dopo è successo che io ho occupato, gli ho sparato addosso, io ho occupato, ma ascoltami. In agosto l'irruzione armata nella sua abitazione che lui stesso ha mostrato attraverso un video alla sorella. È stato l'inizio della fuga. Mi hanno incastrato, stanno seminando indizi e prove contro di me. Questa è l'accusa di Alessandro dal Messico. Un Alessandro che chiede ancora una volta: trovate un modo per farmi tornare in Italia. E a Cavarzere le ore di angoscia continuano. Spari al soffitto per convincere il titolare a consegnare l'incasso. È lo scenario di quella violenta rapina ieri sera in una sala slot a Selvazzano, in provincia di Padova. Residenti e commercianti della zona dicono: adesso abbiamo paura. Con tutte le attività aperte a quell'ora alle 19, bambini, anziani, ci sono i medici qua di fianco, sinceramente abbiamo preso un po' tutti paura. E voi avete sentito un botto, non avete capito? Poco prima delle 19 però sinceramente nessuno di noi ha pensato a spari. Paura e incredulità. Da quasi 3 anni lavora in via Forno a Selvazzano dentro questa signora. Mai era accaduto una cosa simile. 19 di un tranquillo martedì di gennaio. È sera, ma l'andirivieni c'è quando 4 banditi danno l'assalto a questa sala slot. In 3 entrano all'interno armati di fucili e pistole. Il titolare cinese cerca di reagire, ne nasce una colluttazione. I banditi sparano alcuni colpi in aria. A quel punto i soldi vengono consegnati e i malviventi, attesi da un complice all'esterno, fuggono. Scatta l'allarme, sul posto arrivano i carabinieri. Nessuna parola oggi dai titolari cinesi della sala slot. I rilievi durano ore, intanto sulle strade della provincia caccia una Ford Focus usata per la fuga, circa 2.000 euro il bottino, sotto shock chi vive e lavora a pochi passi. Abbiamo visto le pattuglie dei carabinieri, abbiamo visto il via vai, allora ovviamente tra vicinanti ci siamo sentiti un secondo e abbiamo capito. E adesso torniamo a Bassano del Grappa, dove sapete è scattato l'allarme per il decesso per meningite di una 57enne. Comincerà nelle prossime ore la profilassi. La conferma è arrivata dal laboratorio. A uccidere Graziella Guarise, 57enne di Rosà, è stata proprio la meningite. Di quale ceppo lo diranno le analisi in corso in queste ore a Padova. Nulla hanno potuto fare i medici che, appena la donna è arrivata all'ospedale di San Bastiano con la febbre alta, l'hanno ricoverata in rianimazione effettuando tutta una serie di esami. Escluso il rischio di contagio. L'allarme no, però vanno prese le misure di profilassi, quelle che sono prescritte dalle linee guida internazionali. Noi le abbiamo applicate dentro l'ospedale, individuando tutto il percorso di cura della signora e tutti i soggetti operatori sanitari in questo caso che sono venuti a contatto. Si tratta di una trentina di persone. Il protocollo per garantire la sicurezza della comunità prevede poi l'individuazione di tutte le persone che hanno avuto contatti stretti e prolungati con la vittima. Si procede sui contatti stretti. Questo è il tema, non c'è da fare nessun allarmismo, ma i contatti stretti che abbiano nella settimana precedente la comparsa dei sintomi avuto dei contatti stretti. Dai vertici sanitari arriva anche l'invito a contattare il servizio di igiene pubblica in caso di dubbi. Per chi avesse dubbi o problemi o necessitasse di chiarimenti si può rivolgere al centralino dell'ospedale, dove abbiamo un numero che dirotta sul servizio di igiene pubblica e ci sono gli operatori a disposizione per dare tutte le informazioni che servono. Ora a Vicenza, dove la polizia ha smantellato un gruppo criminale italo-albanese che gestiva il giro di droga, corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
La gang della cocaina, la bamba, come la chiamano quelli che se la passano, va forte, è un grande business che investe il mercato della Vicenza bene e della Vicenza male, davanti alle scuole come negli anfratti di Campomarzo. Gran parte della polvere bianca sniffata in città viene trafficata dalla gang italo-albanese che ha affari in tutto il nord Italia. La compra e la rivende ai clienti fidelizzati, quelli sicuri, buoni pagatori che tengono la bocca cucita, altrimenti sono guai. La gang conosce il linguaggio della violenza, intimidisce, aggredisce, minaccia chi non salda i conti aperti. E poi ci sarebbe lui, l'ex dirigente della squadra mobile, che dicono strizzi l'occhio e in cambio di un po' di cocaina aiuterebbe, lubrificherebbe i meccanismi, falsificando alcune carte per evitare la sospensione della patente di guida al capo della banda e agevolando i permessi di soggiorno per 4 ragazzi della gang venuti clandestini dall'Albania, spacciati per collaboratori di giustizia. Ma la bolla esplode perché la cocaina è sempre una cattiva amica. La gang viene fatta a pezzi dai provvedimenti della procura che ordina le manette per il boss dei trafficanti albanesi. Anche lui, il funzionario di polizia, finisce nei guai, sospeso e indagato per omissione di atti d'ufficio e falso in atto pubblico. Era il 2016. L'operazione degli investigatori della questura di Vicenza si conclude oggi con 15 persone deferite a vario titolo per i reati di vendita e detenzione di sostanze stupefacenti, estorsione, corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Una brutta storia che ora passa ai giudici, chiamati a mettere l'ultima parola su queste accuse per stabilire la verità, le pene, la giustizia. Per chiudere una delle pagine buie di Vicenza, la gang della cocaina finisce così, questa finisce così, ma chissà in giro quante altre ce n'è. Altra pagina buia invece a Treviso, questo presunto scambio di foto osè da parte di una studentessa per avere bei voti a scuola. Nega tutte le accuse nei suoi confronti il professore trevigiano indagato. Quelle accuse non sono chiacchiere da bar, è invece la replica del legale della ragazzina. Evidentemente se un giudice si è pronunciato in quel modo significa che nel fascicolo delle indagini preliminari c'è del materiale che non è una chiacchiera da bar. Così l'avvocato difensore della studentessa in risposta alle parole pronunciate dal professore del liceo Duca degli Abruzzi sotto indagine per atti sessuali con minorenne. Secondo l'insegnante ed i suoi legali, infatti, le foto osè e i messaggini a sfondo sessuale scambiati con la 17enne via WhatsApp non sarebbero mai esistiti, adombrando la possibilità che tutto sia partito da voci maligne circolate sul suo conto. Il negare i fatti può rientrare in una strategia difensiva e quindi non replico a quello. Questa ultima invece mette in dubbio la buona fede e l'onestà della ragazza che io assisto, è un'affermazione molto grave. Conversazioni via chat che l'insegnante potrebbe aver intrattenuto anche con altre studentesse, al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi sul tavolo anche quella di buoni voti in cambio di foto, ma non nel caso della 17enne, sostiene il suo legale. Nessuna delle conversazioni intrattenute con il suo professore fa minimamente cenno al suo rendimento scolastico. È stata una sua, una cedevolezza al fascino evidentemente di questo soggetto che ha abusato delle sue funzioni, del suo ruolo. Intanto a scuola, al Duca degli Abruzzi, i ragazzi si interrogano. Sì, era un professore bravo, comunque ci avevano detto delle ottime cose su di lui. Io l'ho avuto per 2 mesi, quindi con noi è sempre stato professionale e non ha mai avuto atteggiamenti inappropriati con noi. Abbiamo parlato anche oggi in classe con il nostro professore di inglese riguardo a sto fatto. Non penso sia una cosa normale che accade tutti i giorni, una cosa pietosa veramente. Era bravo, scriveva anche libri, era una persona anche considerata, insomma. Ora c'è da sperare soltanto che non si crei troppo scandalo all'interno della scuola e che tutti si rendano conto che alla fine quello che è il parere che passa e deve passare e che comunque sono questioni molto enfatizzate.
Torniamo alla cronaca con il giallo di Cornuda. 2 mesi di distanza dall'omicidio di Sofia, non è ancora stato stabilito chi ha ucciso la giovane donna. I familiari e la comunità di Cornuda chiedono venga trovato il responsabile di questo orribile delitto. Vediamo. A 2 mesi di distanza dalla tragica scomparsa di Sofia sono in molti a chiedere che venga fatta chiarezza sull'omicidio della povera 43enne. Un omicidio senza ancora un colpevole. Sì, pensavamo anche noi che dopo il ritrovamento del cadavere ci fosse comunque una conclusione di questo caso, invece notiamo che ancora ci sono molti dubbi sulle dinamiche che hanno portato all'omicidio di Sofia. Un caso aperto che attanaglia 2 famiglie, i genitori e la sorella di Pascal e la mamma di Sofia, almeno finché non vi sarà certezza su chi ha barbaramente ucciso la donna. Ieri la madre, arrivata giorni fa da Kiev, accompagnata dal suo legale e dal suo ex marito, si è recata in procura a Treviso per incontrare il sostituto procuratore Giulio Caprarola. Pochi minuti, durante i quali Valentina Sidas ha chiesto in lacrime che venga al più presto detta la verità su chi ha ucciso la sua Sofia. Per i legali della famiglia di Pascal, i dubbi sul coinvolgimento dell'uomo sono tanti, per loro c'è un assassino ancora in libertà. Dubbi che potrebbero essere forse dipanati con l'approfondimento tecnico da parte dei RIS sulle tracce trovate sotto le unghie della donna. Un elemento fondamentale per capire se in quei reperti vi possa essere il profilo genetico dell'omicida. Ad oggi invece solo dubbi e incertezze che scuotono l'intera comunità di Cornuda. È chiaro che da parte di tutta la popolazione si richiede che emerga una volta per tutte la verità su questo caso. Ora torniamo al servizio TV, costato un'inchiesta interna non solo per quanto riguarda la sanità padovana, l'invio immediato di ispettori da parte del governatore Luca Zaia, lo ricorderete, adesso per quelle presunte bustarelle o i pagamenti in nero si è riunito il Comitato Università e Sanità per fare chiarezza. Il Comitato dei Garanti, che è un istituto di garanzia misto azienda-università, per affrontare, non vorremmo succedesse mai, ma ovviamente è lì per questo, per affrontare questi casi, è stato convocato immediatamente e oggi fornirà alle 2 istituzioni, all'azienda e a noi, l'indicazione, l'analisi di quello che è successo, quindi inizia l'istruttoria e darà le valutazioni sulla quale noi poi prenderemo le decisioni. L'obiettivo è fare chiarezza e risolvere la questione con rapidità. Il Comitato dei Garanti lavorerà anche alla luce di quanto sarebbe stato richiesto dal direttore generale Luciano Flor, valutare se ci siano gli estremi per la revoca del rapporto di lavoro per Pietro Litta, il ginecologo che nel video sembra chiedere 2.000 euro per far saltare le liste d'attesa. Meno compromessa appare invece la posizione di Alessandra Andrisani, direttore del centro di procreazione medicamente assistita, che sempre secondo il video avrebbe chiesto un pagamento in nero. Neanche sull'evasione fiscale dobbiamo immaginare che sia un comportamento, non giustifica il fatto che sia molto comune, lasciatemi dire, non all'università ma in tutta la società, il fatto che possa succedere. L'altro è invece un caso sicuramente molto più grave, è che lì si tratti di una lesione grave dei diritti della collettività, insomma, l'avere turbato le liste di attesa per un interesse privato è quanto di più grave possiamo immaginare. I Garanti non solo analizzeranno i video della trasmissione della RAI, ma avranno 24 ore di tempo per ascoltare i 2 medici. Incidente in 4 tra 3 mezzi pesanti che si sono tamponati fra Portogruaro e San Stino di Livenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, nessuno è rimasto ferito, ma per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e la pulitura del manto autostradale sul quale si è riversato il gasolio dei serbatoi, fino alle 15:30 è stato chiuso il tratto fra Portogruaro e San Stino direzione Venezia, e chiusa anche l'entrata a Portogruaro verso Venezia. Dopo la rimozione dei mezzi incidentati, un'accurata pulizia del manto autostradale, la manutenzione di Autovie Venete ha completato le operazioni di bonifica del tratto, la messa in sicurezza e poi l'autostrada è stata riaperta. Ci fermiamo per un minuto e poi altre notizie in diretta, abbiamo anche le parlamentari dei 5 Stelle. Torniamo in diretta, ora le parlamentari, dunque la scelta dei candidati per Roma da parte del Movimento 5 Stelle, sapete nelle scorse ore la piattaforma è andata in tilt.
Appena iniziate ed è già caos per le parlamentari del Movimento 5 Stelle per nominare i candidati deputati e senatori alle elezioni del 4 marzo. Ma la piattaforma Rousseau non ha risparmiato anche amare sorprese. C'è chi sperava di comparire nell'elenco dei possibili candidati e invece, nonostante fosse in regola con le direttive del Movimento, si è trovato escluso. C'è un regolamento e chi segue le regole non ha avuto nessun problema, chi invece in questi anni magari ha fatto il birichino, ha fatto un po' il furbetto, adesso fa lo stupito, dice ah ma come? Poi c'è chi al contrario non aveva presentato i documenti necessari come il certificato penale ma si è trovato comunque inserito tra i possibili deputati o senatori da eleggere. È il caso in Veneto di Fiorella Moro, mamma della consigliera regionale pentastellata Erika Baldin, e di Renzo Trevisan, 71 anni, di Chioggia. I loro nomi, con tanto di dati anagrafici, sono apparsi, a loro insaputa, sulla piattaforma Rousseau, la prima tra i candidati alla Camera, il secondo tra quelli al Senato. Come se questo non bastasse a scaldare gli animi, ci si sono messi anche i problemi legati al sistema preso d'assalto quando si sono aperte le consultazioni e di conseguenza è andato in tilt, al punto che sul sito del Movimento si specifica che se si dovessero ripetere le difficoltà registrate ieri, le votazioni verranno prorogate fino alle 14 di domani. Ma intanto ci sono anche i più arrabbiati che si spingono oltre e su Facebook lanciano l'hashtag annullare tutto perché le consultazioni vengano sospese, ipotesi questa esclusa dai vertici. Tutto sta svolgendo nel migliore dei modi, una grandissima partecipazione e detto questo tra poco avremo le liste e saremo pronti quindi a presentare all'Italia chi avrà l'onore di poter rappresentare il nuovo governo a 5 Stelle. È diventato un caso ormai la polemica a San Donà di Piave perché nei distributori automatici ci sono anche le siringhe. Siringhe, bilancini di precisione e pipe ad acqua accanto a merendine e patatine nei distributori automatici di via Ancillotto a San Donà di Piave. Furiosi molti cittadini che hanno voluto segnalare la cosa attraverso Facebook con foto e messaggi di indignazione, giunti fino ai vertici amministrativi e politici. Credo ci sia un'assurdità del tutto italiana, quindi io mi sono scandalizzato da questa scoperta. Ovviamente non incolpo nessuno, anzi sono il primo a dire che verificherò anche all'interno delle strutture regionali eventuali modifiche normative e legislative perché ciò non avvenga. Sorpresi i gestori del distributore che hanno spiegato di aver avuto indicazioni precise sulla vendita che a un certo tipo di articoli non erano mai stati bollati come vietati, però basterebbe il buon senso. E va diametralmente in senso opposto a quelli che sono invece i nostri convegni, le nostre prese di posizione, la politica che cerca di trovare delle soluzioni anche rispetto alla sicurezza di questi luoghi, se poi alla fine troviamo chi all'interno di questi distributori mette appunto questi prodotti che sono esattamente l'opposto di quello che sta facendo o stiamo cercando di fare dal punto di vista della deterrenza. Quindi credo che anche le forze dell'ordine farebbero bene poi a segnalare queste questioni, ma poi chi ha il compito legislativo e normativo, anche i sindaci stessi, nel formulare delle apposite ordinanze dove vengano banditi questi tipi di distribuzioni. La sculacciata in ufficio non è un reato, lo dice il Tribunale di Vicenza. La sculacciata non è reato. Tira un sospiro di sollievo un 38enne vicentino denunciato dalla segretaria. La donna, una quarantenne, si era rivolta al giudice dopo che per 3 volte il suo diretto superiore in ufficio le aveva rifilato una sculacciata davanti agli altri impiegati. Per lei si trattava di un'umiliazione, di un'ingiuria, di una violenza sessuale lieve. Ma il PM e il giudice non hanno condiviso. Non c'è stata né morbosità, né violenza, né punizione. Come hanno testimoniato i colleghi, si è trattato di un gesto goliardico per invitare la segretaria a velocizzare le pratiche. Allora adesso resta il tempo di ricordarvi chi sono gli ospiti di questa sera, 20:10, parleremo di attualità politica come sempre, anche di parlamentari, e con Simone Scarabel, consigliere regionale dei 5 Stelle, e Nicola Finco, che è consigliere regionale della Lega Nord. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sulle nostre regioni e dunque tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 18 gennaio.
Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con locali ma innocui addensamenti. Temperature massime comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà asciutto e stabile su tutti i settori, non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra -3 e 1 grado circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, sarà una giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche addensamento e locali nevicate a 500-600 metri sui confini alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 10 gradi, i valori minimi tra -1 e 1 grado. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti moderati sud-occidentali lungo le coste e da ovest al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.